adesso distribuirà alle sole donne dei biglietti. Metà serata ci sarà un sorteggio. Un applauso a Carlo Siffredi. Però noi abbiamo pure problemi. Lo so, aspetta. Comunque le patatine andiamo e mettiamolo qua in mezzo. Mettiamolo qua in mezzo, ci trasferiamo qua e la telecamera dall'altro po'. Sì, la metti qua davanti, questo tipo. Quando ero piccolo tutti mi scherzavano per le dimensioni del mio pene ed io non stavo bene, soffrivo le pene per colpa del pene, ma più problema non si pone, sì perché il pene viene male, sono diventato un gladiatore. Comprato una moto e ora sto schiavo della moto, non faccio più moto, in effetti vado solo in moto, ora sono diventato un mito, ho rilanciato il tributo, perché sono muto, e se vedete il filmato sicuramente troverete con noi che questa è verità. Una vita per il cinema, solo una vita per la moto, solo una vita per il cinema, solo una vita per la moto, 30 centimetri di dimensione artistica, su di ciò la critica è concorde, nel ritenermi su di ciò, perché non hanno capito, non parlo perché sono rapito. E poi in faccia non sono mai inquadrato, però dal pubblico sono venerato e ora sono diventato un mito, ho rilanciato il tributo perché sono muto, e se fossi stato cieco avrei lanciato il cieco, e se
siccome ho beccato buttarlo, ci sono molti usi. Poi lo rimetti nel sacchetto per favore. Allora intanto mi levo gli occhiali da sola perché non mi vedo un cazzo. E poi dedico questo brano postumo a due persone che sono presenti in sala. Vi pigliate per il culo? No, figurati, guarda, tranquillo. Buonasera, minchia fantasietta, non puedo Scavo della Allora, questo brano è dedicato a due personaggi che sono in sala e sarebbero Marco Lombardo sulla vostra destra col sorriso, quello nero. No, qual è il brano? Ah, Jones. Mentre non vedo Vincenzo Naro. L'altro nero, perché essendo neri sono super quella cosa là. Ok, allora il prossimo brano che mi sono dimenticato di scartare come quelli di Zelig, io mi porto quello che devo fare i compiti. Allora, appunto, passiamo da un toro Come Giovanni Bivone. sì, praticamente mi sono intercalato nella parte. Allora, il prossimo brano parla di una persona, più che di una persona parla di noi bambini, dei bambini che ci sono in voi. Però intanto mi devo uscire così. E passiamo da un toro di fatto a un vitello che vive in un boschetto. Nella mia fantasia c'è un fottio di animaletti formati, inventati da me, che mi fanno ridere quando sono triste, mi fanno ridere quando sono felice, mi fanno ridere quando sono medio, in pratica mi fanno ridere sempre quel fottio di animaletti inventati da me. C'è il vitello con i piedi di valsa, il vitello con i piedi di spugna, e indovina chi c'è? C'è pure il vitello dei piedi di cobalto. Il vitello dei piedi tornati, quattro ne ho inventati, sono gli animali della piedi, ma tua fantasia! C'è il vitello dei piedi di valsa, si ricorda il vitello dei piedi di cobalto, c'è il vitello dai piedi tornati che parla molto male di te, sostiene che i tuoi piedi non sono di vero cobalto, ma sono in effetti quattro piedi di pane ricoperti da un sottile strato di cobalto. Mio caro vitello dai piedi di balsa, la tua storia è falsa. L'amico vitello dai piedi di spugna mi ha svelato la verità, e ha nascosto un amico spia nei tuoi piedi di balsa e nei piedi tonnati, così hai scoperto che tu, solo tu, sempre tu, anche tu, e tanto che tu, proprio tu. Inventore di una storia falsa, accusavi il vitello dai piedi tornati, e per questo i tuoi piedi saranno asportati. Allora, noi abbiamo previsto un sistema elettorale migliore di quello previsto ultimamente perché ha creato un casino, comunque non stiamo più a fare politica, quindi ci sono tre possibilità. Le buste tipo La buongiorno. Oh, Aldo, io direi di fare un'estrazione, così No, se fai l'estrazione ora è finito. ne facciamo due. Una sceglie e una vince il premio. Pensa a un numero. Da 1 a 11. Chi è il numero 1? Adesso non c'è nessuno. Mi hai detto la mente, bastardo. Non ci credo manco se cala Gesù la al cielo. Vabbè, facciamo una cosa, facciamo a democrazia. Allora, ci sono la A, la B o la C, sono la 1, la 2 o la 3, come direbbe Michael Jordan. Abbiamo trovato il numero 11. Hai il numero 11? Tu hai il numero... Ah va, io cambio io. Cosa hai scelto? La A, la B o la C? Devi scegliere solo una Vabbè, ma dobbiamo spiegare cosa c'è dentro nel busto. No? C'è la pena del vitello. Cosa vuoi? B. Diciamo che ci sono dentro la B. Prendo io.
E allora, io vorrei avere un 69 ma non me lo dà nessuno. Comunque è uscito un personaggio molto in voga, Franco Califano. Quindi se c'è qualcuno che si offre volontario, io guardo Claudio, Claudio non mi va. Lo viene a punire per Comunque, siccome Franco Califano c'ha pure gli occhiali, solo che non ci sa, sono super. Facciamo completo. E ci prova. Che cazzo? Il giro. Mi pensi l'anima, su te l'anima, e mescola la voce, con l'acqua d'origa, ma che cazzo? Nel boschetto della mia fantasia ora c'è un vitello senza più piedi e poca pietà. Quando il mio piccolo amico si avvicina, mi presento, sono l'orsetto ricchione e povera intuita. Grazie! Però rimaniamo lì per lì, ma andiamo più in fondo, come direbbe l'orsetto nel momento topico col vitello. Amico sacchiotto, ti vedo barzotto e sento uno spinotto. Sì, questa avventura da un lato mi attira, dall'altro mi spaventa un po'. Ma questa è un po' della vita mia, che vivo con gioia, donato per l'amore. Questa mia condizione di vitello pusone, perché ho capito che io, solo io, sempre io, anche io, nient'altro che io, proprio io. Ero il vitello dei piedi di balsa, l'inventore di una storia falsa, ma tu mi hai trasformato il vitello in pusone, quel muso melone, bello sapere che c'è. Io vitello dei piedi di balsa, balsa, il vitello dei piedi di balsa ha composto una canzone. Salsa. Grazie. Allora, premessa che già sto studiando con me. Come? Non ho capito, scusa, puoi ripetere per favore? Grazie. Grazie, sono commosciuto. Allora, premesso che se c'è una tovaglia, una aspirapolvere, me lo date perché sto studiando con una scimmia. Passiamo, protestiamo, prima di tutto ricordiamoci che protestiamo. Ah, bravo, Fazzoletti, sei grandioso. Allora, il prossimo brano. Ma cos'è questo disturbo? Il colpevole è lui. Ah, sei tu. Allora, spegniti. Bravo, fuori dai coglioni, ecco. Allora, il prossimo brano è un brano che parla di un supereroe, perché tutti parliamo, Superman, Batman, Medio Man, ma c'è un supereroe che vi protegge a tutti, ed è un a tutti, ed è un supereroe colorato di marrone. No, ma dobbiamo cambiare canzone, indovinate. È un bastardo. Tra le macchine che un uomo può comprare ricordiamo la banda. È improvvisazione pura.
tutti. C'è una macchina di auto, c'è una macchina di Piero, ma una macchina di Sandro ci farà un bel caffè. Perché lui vende caffè, un applauso. Grazie ragazzi per la palatiere, però a noi è rimasto questo cavolo di guida, ma noi è pronto, vorrei curarmi la testa. Vorrei curarmi la caterina. Ho chiamato Stanley, lui mi ha risposto dimmi, e io gli ho detto bene, se mi sono di me, attenti cattivissimi perché è arrivato Stanley e spalma la merda in faccia. Aiuto, arriva Stanley e tutti li spalmerà, perché è arrivato Stanley e spalma la merda in faccia. Aiuto, arriva Stanley e tutti li spalmerà. Non c'è dubbio che Stanley sia un amico con le mani in pasta e non credere che a Stanley mi ferite tipo adesso basta. Perché si chiama Stanley e come dice tutto e lo dispara tutto, dice io solo sarò, poi la sua direte spalmatissimo perché si chiama Stanley e spalma la merda in faccia. Aiuto, arriva Stanley e tutti li spalmerà. Eroe dei nostri tempi, lo vedono in faccia a faccia, mi metto una focaccia sul colpo spalmami. Che fazzolettini di 2 minuti fa. Senti, buon Antovagliare a 15. Questa è la prossima volta all'ultimo posto perché sei troppo un bastardo. Ok, mentre le mie ghiandole suporipare, sudoripare, comunque da cosa già? Ovovipare? Vabbè che ogni goccia di sudore quando l'uovo, però non è che... Comunque, passiamo al prossimo brano che è... Allora, intanto una cosa seria, perché ci tengo. Può sembrare un po' ipocrita, ma non lo è, ve lo garantisco. Gradirei un applauso per i 2 militari morti in Afghanistan, perché purtroppo è una cosa senza fine. Ma non c'è nulla di ipocrita, lo sento di dire e lo faccio. Anche perché sta cosa triste si ricollega. 3? Peggio ancora, da 2 a 3. Comunque a prescindere, purtroppo la vita va avanti, noi siamo qui, the show must go on, quindi... E tu hai il compito di farli ridere in questa valle di lacrime. Purtroppo, già mi viene il piange, però faccio un pagliaccio, rido che piange. Comunque il prossimo brano appunto è un brano che ci dimostra come in 10 anni nella nostra amata nazione non è cambiato un cazzo. Cioè noi andiamo a presentare un brano che è vincitore morale del Festival di Sanremo del 1996, siamo nel 2006, non è cambiato nulla, come potete benissimo ascoltare.
Pronti? Partenza? Via. Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive, abusi sessuali abusivi. Quanto voglia di ricominciare alla narite abusiva. Trapianti truccati, motorini truccati, che scippano donne truccate. Il visagista delle tipi è truccatissimo. Papà vedi e papi, la donna cannolo, una lacrima sul Cristo, l'Italia sì. Italiano. Scusa. Italia sì, Italia no, Italia tu, la strage è punita, puoi dirti sì, puoi dirti no, ma è questa la vita. Prepariamoci un caffè, non rechiamoci al caffè, c'è un comando che ci aspetta per assassinarci un po'. Comando sì, comando no, comando omicida, comando comando bla 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 bla. Ma se c'è la partita, il comando non ci sta, e allo stadio se ne va, sventolando il bandierone, non più sangue scorrerà. Infetto sì, infetto no, Davide plasma, primario sì, primario dai. Mario fantasma, io fantasma non sarò, e al tuo plasma dicono, se dimentichi le pinze fischiettando ti dirò. Mi bevo la pizza, l'uccello nella panza, viva il crogiolo di pinze, viva il crogiolo di panze, quanti problemi risolvi, molto le grandi cose. Sì, Italia no, Italia mamme, se fanno le spaghe, Italia so, Italia pronti, la terra dei cacchi, una pizza in compagnia, una pizza da solo, un totale di 2 pizze, e l'Italia è questa qua, il fatto di, l'Italia è viva, guardate mai, l'Italia è perfetta. Una pizza in compagnia, una pizza da solo, totale molto pizzo, ma l'Italia non ci sta. Italia sì, Italia no, Italia sì, uè! Italia no, uè! 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 Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi. No! Grazie! Poi avete tirato di cacchi alla fine. La colla per le scarpe non si fuma. Oh, ma qua ho visto un'apparizione celestiale. Con questa sera, allora, dopo di noi suoneranno gli ex Bedramatics. Un saluto a Luca Manzella e Rosario Music Beach Pallinito da Gri, e anche per 2 ore solamente sto grande Michele Matteo Manchinnego. Un applauso. Nel frattempo le mie gandole sul papipare.
richiedono acqua. Allora, passiamo ora a un brano e finora abbiamo fatto pezzi di musica classica, così un po' lentini. Volete qualcosa di rock, soprattutto voi che siete giovani, volete il rock? Volete il rock? Come no? E mica pezzi di merda siete, dovete dire sì. Volete il rock? Volete il rock? E allora vai con il rock e roll senza sbagliare l'attacco. Sì, cassonetto. Cioè, non dovevamo dirlo, comunque siamo dei coglioni, va bene lo stesso. Faglia sorpresa. Della maternità è stato sconsiderato come discussione all'insaputa. Non solo risotto mi stupirà, di me che sono lieto, il tema prediletto, il tema del cassonetto. Non sono come gli altri bimbi che sono frutto dell'amore. Io sono sfortunato, sono il frutto del peccato, vivo nel cassonetto. I frutti delle proprie si trovano nel frutteto, i frutti di mare si trovano nel mare, i frutti del peccato si trovano nel mare, nel frutteto, del fiume, del laghetto, nella siepe sotto caso, più probabilmente in un sacchetto del cassonetto. Atletiche, donne che si allenano scagliando il feto nel cassonetto dell'amore. Dite che non vi era stato detto che passa molto breve dal casso al cassonetto. Ma mettetevi nei panni di chi il cassonetto pulisce, mi trova e non capisce il perché di tanta inciviltà. Poi scende in piazza e sciopera, e la colpa è un po' tua, che non ti batti per un modo migliore, in cui una madre sappia come gettare bebè. Già lo fa per la carta, le bottiglie e le pile, siamo gente civile, e allora dite perché tenere un attimo non c'è, perché non c'è, dov'è? Il cassonetto differenziato per il frutto del peccato. 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 Perché sa che trova il vento del cassonetto. I frutti delle proprie si trovano nel frutteto del mare, si trovano nel mare, i frutti del peccato si trovano nel mare, nel frutteto del fiume, del laghetto, nella siepe sotto caso, più probabilmente in un sacchetto nel cassonetto. Nel cassonetto. Nel cassonetto, nel cassonetto, nel cassonetto, nel cassonetto, dai, vai, differenziato per il frutto del peccato, cassonetto 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 differenziato, cassonetto differenziato. Cassonetto differenziato, cassonetto differenziato. Grazie! Ovviamente questa canzone serve anche come utile consiglio alle future coppie di non anticipare i tempi, vero Pierluigi?
Quali future coppie e quali tempi? Come? Hai ripudiato praticamente la tua povera zia, viene da Lentini per venirti a vedere quali future coppie. Ripudiato, ma Uomo bastardo! mi piace l'argento. E allora, il prossimo brano lo dedico ad Alberto, che non vedo. Dov'è? Ah, minchia, hai ragione, non va, comincia a perdere i sensi, tra un po' svengo. Comunque lo dedico ad Alberto, a Ennio, lo dedico a Riccardo, vediamo un po' che ci potrebbe essere. Che c'è? Devi dire qualcosa? Ah, mi dicono che ogni martedì, strano ma vero perché in norma non si fa, qui c'è musica dal vivo, quindi siete pregati di indapparle in zacchetto alle PlayStation e alle Seg Station e venire porno, qui, non lo sappiamo che stai facendo. Ah, se c'è qualcuno che vuole venire a suonare, anche il campanello di casa sua lo smonta, lo porta qui, lo può suonare. Ok, detto questo, poi alla 10ª canzone, perché il contratto prevede questo, sbaglio. Allora, il prossimo brano sto dicendo dedicato a Ennio, a chi? A Calogero, quindi... Io invece faccio... No, tu sei alto, ma... Tu fai con le solite dediche, io faccio una dedica più originale. Sentiamola. Dedico soltanto una parola di questa canzone che è Luke a una persona speciale, solo Luke. Vabbè, l'hai capita solo tu. Non è una battuta. Partiamo, per favore. Fossi figo, frequenterei il locale giusto. Fossi figo, conoscerei la gente giusta. Fossi figo, indosserei vestiti trendy. Certe volte sono dei capriolendi che a nessuno li rivendi. Fossi figo, tutti i giorni sarei in palestra. Fossi figo, starei ignudo alla finestra. Fossi figo, sarei il principe dell'adduttore. Sarei il re dell'addominale. Sarei il re della finestra. Ammirerebbero i miei capelli. Sì, sono finti, ma comunque sono molto belli. Quelli veri sono volati via col vento. E anche la foto sul documento non mi rassomiglia più. Capelli sono andati via e non torneranno mai. In piazza li rimpiazzo con un prodigio della tecnica, frutto di ricerche e sperimentazioni che ci aiutano nel look. Ovviamente si scherza, siete belli pure anche senza capelli, specialmente il nostro nuovo bassista. Fossi figo, è una grande G, fino in disco, attesissima in zona VIP. Il mio nome sarebbe sempre incluso nella lista, non dico proprio il primo della lista, ma neanche l'ultimo degli stronzi. Cubista, come balli tu? Io non ho ballato mai. Ti guardo, guardi e si scatena nel mio corpo quella strana sensazione che noi giovani chiamiamo emozione. A tal proposito volevo ricordare la nostra nuova campagna pubblicitaria in meno a profumo Spranza di Piccu di Calvin Marcel. Siete tutti invitati a comprare una bottiglietta. Un saluto a Marcello Calvino che non c'è, non che è morto, non c'è che lavora. Questo è per te.
bisogno di salire sopra comodini e minchiate varie perché ti si vede a blocco, grazie. Allora, il prossimo brano è un brano che io voglio dedicare a questa maniata di pazzi qui. Sì, proprio tu che non mi caghi, tu faccia da culo tu. Bastardo, sto chiamando te. Vabbè con l'occhio torto, mica ti faccio segnale, voglio dire. Piano com'è l'acqua? Quando? 1,75. Ragazzi, il concerto è finito, ma ne potete andare perché è finita l'acqua sulla pedaglia. Ok, allora il prossimo brano è un brano che voglio dedicare a questa maniata di Foggi e comunque a tutti i Foggi perché c'è una piccola lezione di vita anche stasera. Quando avete intenzione di cominciare a vedere, quindi solo che questo non ricordo mai, di cominciare a vedere un cartone animato, vabbè, ma tu chi ma chi su questi capitoli? Comunque quando avete intenzione di vedere un cartone animato, se avete intenzione di cominciare, seguitelo perché quando meno ve l'aspettate, Caru, vi perdete le ultime puntate. Non l'hai capito Maurizio? No, la parte che sul pomeriggio di i bambini, poi i bambini andavano a letto e continuavano l'episodio per i grandi. Era proprio un continuo e noi spieghiamo a questi poveri bambini. Diciamo che tu ti facevi mandare le cassette dal Giappone. Comunque andiamo avanti. Per poi passare non era questo il punto. Il punto è che ci propinavano praticamente la mia generazione, anche un po' più grandi, siamo tutti rincoglioniti sessualmente parlando perché Patti per baciare Olli ci ha messo 25 puntate. Quindi tu quando vedi la ragazza ti vengono 6.000 paranoie tipo allora glielo dico, no, non glielo dico, no, glielo dico, poi sta rincoglionita perché di rincoglionita trattasi. Sapete quando glielo dice? La penultima puntata sto partendo per il Brasile, testa di minchia che te lo devi fare dire. Cioè hai avuto 6 anni di Olli e Benji, glielo dici alla penultima puntata della serie. Chi può smentire smentisca, ma è così. Senza parlare dei vari Terence e Candy, piccoli problemi di cuore e minchiate varie. Comunque dietro tutte queste cose che a noi ci hanno propinato per anni, cari amici, c'è una verità. C'è una grossa verità. Voi della mia generazione che siete cresciuti coi cartoni giapponesi, voi di dove festivale perché quei cartoni non si vede mai combattere, solo loro che fa la guerra, con i nemici della terra, bambini buoni sentimenti, felici e contenti, ma in realtà Candy è un gran coglione, se la fa con artisti e anche con faccione, Kennedy, altro che poverello, si cappetta Misconi che gestisce un bordello, con Jeremy, metti una mano qui, sentirai la scimmietta col cazzo così, ma nessuno in realtà ce l'ha lungo come Gundam, Mimi, Aguara e una pornostar. Grande testa alla corte di Francia, Kiss Me ci ha portato premiche, Lady Oscar con abile mossa se le farà tutte e tre. Vorrei le mille di Oscar, grande lesbicone, chi lo sa per te. Vorrei le mille di Oscar, di Barbara e Antonietta, quasi tu il re. Ma tu forse non lo sai, ma un grande ammiratore hai. È un uomo tigre che ti vuole amare, ma tu sei lesbia e non gliela vuoi dare. Così un giorno nello sei andato, come caro e purtroppo sei beccato. Live, ti sorridi i noti, ai la pana delle tigri ti fanno ciao, dovevi fare come fa anche il cigno, lui usa i preservativi di acciaio, ma ti fotte, ragazzo laggiù, roba dappertutto sto giù, fai con me per l'umanità, dove va, bella terra
Sai, La baguette. più. Mamma, sentirai un qualcosa, nel frattempo è una scusa così mi riposo e asciugo le mie lacrime sudoripare. Sentirai un qualcosa che praticamente al momento che noi comincia a fare. E infatti sentirai il razzo missile che si infila tra le tue palle, tra i granati, rinsalva! Pigiate ogni tasto del suo montaio, miracolo di elettronica, senti ferma e ti fa. No, non è un forno, in realtà era l'astro cazzo di puta! Grazie! Ma veramente, fate un applauso da scuola. Allora, mica. Senti Ernesto, chi è quel famoso laringoscopico? Laringoscopista? Ma non è che fa. Poi c'è un gommista, non vedo uguale. Ma pensa che fanno la stessa cosa. Allora, il prossimo brano, prima del prossimo brano, noi a questo punto, Domenico, mi fai partire la traccia 4. È venuto il momento dell'estrazione del premio, che ancora molte ragazze, mi spiace per chi è venuto dopo, ma chi era già qua probabilmente vincerà questo premio. E tuo vale ancora, non è che te lo sei giocato. Allora, fai partire la traccia 4 perché voi dovete sapere che lui è il più grande tastierista elettronico simil tale Al mondo. Allora, perché siamo Aldo, scusa, al mondo. sì, dov'è? Cosa? Al mondo. Al mondo addirittura, però suona solo in playback come quelli dei matrimoni, no? E allora, se passi un po' il volume, Domenico, grazie. Allora, partiamo con questo piccolo. Un applauso al bassista rincoglionito Peppe Scarpino! Tutti testi a fanculo e vai! E noi per bassisti rincoglioniti ci mettiamo a firma! Un saluto a Rosario e un saluto a Luca! Era venuto Peppe con il pantalone giù! Comunque, allora stavo parlando appunto di questo concorso a premi dove non vincete un cazzo per vostra fortuna, però non si può sapere. Quindi andiamo a. Piero, mi prendi cortesemente quei bittini? Travaglio un po' un cazzo la mattina. Ma spendo il microfono. Non ti permetto, non ti faccio fare più niente. Sì. Allora, Ormai Aldo è diventato importante. adesso facciamo una cosa, perché dove cacchio li mettiamo? Non c'è La manifestazione di C'è un zacchetto di plastica per i Piero, scusami, tu non ci sei stato, no? Ma devi sapere che Aldo si è montato un pochettino, perché ieri mi telefona e mi dice: Domi, ciao, cosa stai facendo? Sì, un cazzo. Sai che è uscito l'articolo sul giornale? Quello, scusa, che dobbiamo suonare sabato, cos'è oggi? Venerdì? Sì, no, non l'ho visto l'articolo. Mi ha mandato un fax e praticamente c'era, io mi immaginavo come tutti belli sul giornale, e c'era quel frocio lì di Aldo con Elio. Cioè a noi ci ha scagato. Elio è quello. Elio è le storie tese. Come Quali lui non storie? suona con storie tese. Ma non è vero, non è vero, è che non ce l'avevamo. Sì. Allora, l'indomani adesso lui solo con lui passiamo. solo. L'altro articolo da solo. Oh, e mica noi. è colpa mia se hanno tagliato la foto. Sì, vabbè. Vabbè. Allora vediamo. Io direi di farle strade a qualcuno. Vediamo, Claudio, vieni qua. Bambino. Claudio, vieni qua. Si è perso un bambino di nome Claudio, per favore lo portate alla reception. Dai Claudio, vieni. Perciò l'Evolution ha fatto patata fa. Sì, e canò, vieni qua, ci scassa la vita, dai. Vieni qua. Oh, fategli un applauso di incoraggiamento. Un applauso di incoraggiamento a Claudio che ha fatto stare una pigna colada. Allora Claudio, ascolta. Come? Ah, vabbè. Allora Claudio che ha fatto stare con una pigna colada adesso provvederà a estrarre il numero fortunato. Ne abbiamo il dati pubblico, tante parole dicono mangoni. Mangoni, ci arriverà. Comunque
a estrarre il numero fortunato, e visto che tra questi numeri comunque c'è un ragazzo che ha detto no, io sono una ragazza, se uno si reputa tale lo fa. Però c'è un problema, perché non abbiamo dato se no 20, ora escono tutti i 30 che non abbiamo dato. Ma non è là, Metti la mano qui. Apri la bocca e chiudi gli occhi. Ti ricordi la tua compagnia di scuola? Apri la bocca e chiudi gli occhi. Dai, purco facchino. Adesso prendiamo il numero estratto da Claudio. A posto, siamo consumati, il numero 43. A 43 non ci siamo arrivati, quindi lo mandiamo a fanculo. A questo punto Claudio ne estrai altri due, dopodiché ti mando a fanculo. Dai. Perché devi fare, ma non ti dico di fare occhio un bicchiere, ma. Però è sempre un amico. Aspetta, poi non un giorno. Non te ci. Numero 26, chi ce l'ha? Nessuno ce l'ha il 26? Minchia, manca 26 siamo arrivati, consumati sì. Claudio, Ma dove tre i dati di questi biglietti? Dio mio, piglia il numero 1 per favore. La 1, la 2 o la 3? Ehi, numero 21. Caro, un bastardo che sei, questo premio nessuno lo vuole. È un premio. Ora lo dico io perché sono il 10. Numero 10, ora ce l'avete il 10. E il 10 è in questo tavolo. Il 10 è in questo tavolo. No, il 10 è qui. Chi ce l'hai? Tu ce l'hai, vieni qua, vieni. Un applauso per la vincitrice. Domenico, buongiorno. La traccia, cortesemente la traccia 5. La traccia 5. Adesso intervisteremo la vincitrice di questo fantastico concorso a premi. Sai cosa hai vinto? Vuoi sapere? Ci tieni? Hai vinto una notte di fuoco con il nostro batterista Sandro. Che No, aspetta, Atto. Devo dire che la nostra è un'iniziativa molto più grossa che va al di là di oltre a questo ti impegni moralmente a comprare le 12.500 magliette che abbiamo fatto. No, praticamente Se non le vendiamo entro il mese che è noi eravamo iniziati con l'iniziativa di regalare una maglietta per chi concedesse una notte di amore più fuoco con Sandro. Però il problema è che abbiamo esagerato con la quantità, ne abbiamo 22.000 in E magazzino. infatti appunto non abbiamo tenuto conto del nostro batterista Sandro. Intanto come ti chiami, come non ti chiami, progetti per la vita, va bene, ciao. No, scherzo. Allora, la nostra cara amica Maria Grazia, il cognome no perché c'è la privacy, tanto io dentro dati ce l'ho tutti con la scuola di ballo. Hai firmato pure la privacy, quindi ora me ne va, chi vuole sapere il numero telefonico e indirizzo? No, perché c'è. Ah, tu lo vuoi sapere se sei il sito? Ma ho capito che fa, praticamente si fa lasciare da però all'altro punto e tu credi che è casa sua quella. Un giorno avrà una brutta sorpresa. Comunque andiamo a prendere. Dov'è la maglietta per? Ecco, la maglietta. No! Nel frattempo anche io, oltre al bassista coglione, il cantante coglione. Stiamo facendo un po'. Adesso, così come l'anno scorso, ora dovrei un pochettino illustrarci. Non mi guardare come se ti stessi mangiando una tetta, cioè sto abbassando solamente il microfono per un consiglio umano, stacci lontana perché è tossico come genere. Attenti che questa urla, io mentre spacchino. Che spalatifi! Allora, mi chiamo Maria Grazia e dico il mio. Mi stai facendo fare la Ti chiami? Dai, va! che ti devo dire? Non ti chiami, allora non ti chiami. No, Perfetto, hai detto questo anche perché però me ne andavo. Questa fantastica maglietta dei Benda Matrix è in dono a Maria Grazia. Maria Grazia. Oh, mica sono pametti, ti vengono sempre scioccolata. Però per chi vuole il numero di telefono io per 50 euro questo e anche l'indirizzo. Tanto i dati segreti l'hai firmato, il consenso cazzo di portamento, i dati per il consenso di trattamento. E allora, adesso che non ci sto capendo più la mazza, non sono più cosa di fare questo mistero. E dov'è? Marco, ti serve un cantante blues?
non ho capito. Allora, abbiamo premiato una ragazza perché? Perché la prossima canzone ha a che fare con le donne. Le donne che in verità vi dico, ciao, un saluto a Fabio, in verità vi dico, le donne, oh, mi fate parlare un momento, poi con voi. Allora, queste donne, no, che minchia mi tocca andare a guardare perché mi faccio scoprire tutte cose, queste donne che in pratica sono molto egoiste perché se la tengono stretta per loro e non ce la danno mai. Allora, quindi, tranne che la moglie di Domenico, che a forza da vicino l'hanno stampato 3. Comunque, appunto, dedichiamo questo brano alle donne con la richiesta: siate più generose e vedete un pochettino di darci una gender stesso. Sola, che non ti spigliatezza, tant'è che c'è chi invidioso ti sussurra così, che in seno vuol dire, spiega, ed è ti prendo, ti faccio stare il culo, ti prendo, vabbè. Ragazzo spigliato col borsello che sta può definirsi, lui lo sa che il borsello contiene quel bisogno di amore che hai tu, ragazzina spigliata, che rimani da sola. C'è un amore in ogni borsello, sei tu e proprio quello che lui raggiungi il parco cappello col tutto città, li trovi un drappello di uomini col borsello, ma lui leggerà un cartello con scritto sommelier. Che limoni sola, limona con fierezza, sento che tu puoi fare breccia nel cuore di un innamorato, con gli occhi divertuti lui per te ha progettato un borsello, un vero budello, frena quel tuo mulinello. Yes, ragazzina, io ti vedo già donna, sarà l'effetto del budello. C'è un amore in ogni borsello, sei tu e proprio in quello che sfoggia. Lui ritorna al parco cappello, lo troverai là, ma in quel capanello ti vuoi con borsello, lui solo lo avrà in culo.
Liquido. Risulta 5 giorni, però sono 4. Brano Venerico a Totò Pellegrino che non c'è. Sono abitudinario, leggo la targhetta sopra l'ascensore. Qual è la capienza, quanti chili porta, poi si apre la porta e non lo so già più. Sono abitudinario e se mi soffio il naso devo controllare quello che ho prodotto, quanti chili pesa e se c'è del pericolo per l'ascensore. Seduto nella vasca metto certe bolle che sale da calla. Salgo sulla schiena fandomi felice, giunto in superficie non mi piacciono più. Sono abitudinario, non mi giudicate, siete come me. E adesso un lieto ritornello che non c'entra un cazzo ma che piace ai giovani. Ditemi perché, se la musica fa un inverno non fa bene. La nostra vita è una sciarada, sulle prime sembra sì, e invece sì. C'è un dirigibile marrone senza testa e timone dentro me. Quando c'ho la ragazza faccio la conchetta per sentirmi il fiato. Sto 20 anni in bagno, penso che si chiava, dopo non si chiama e non mi lavo più. Cerco nelle mie narici una testimonianza delle mie radici, ma vi trovo un piccolo, dovrò spennare sotto qualche banco come in gioventù. Questi sono i miei costumi, vendo paralumi, siete come me. E allora un altro ritornello che non c'entra un cazzo ma che piace ai giovani. Ditemi perché, se la luce fa un non fa me. Sei un dirigibile marrone senza testa e timone dentro me. Ma t'ha visto qualche film tipo Antartico? Non è finito. Sei scemo, stiamo registrando e tu... Minato la cassetta. Io ora ci tocca intervenire in digitale e tagliarti. Comunque, giunto al termine del giorno... Ah, ce l'ho ti tagliato. Cerco fra le coltri un poco di speranza, ripeto in abbondanza, non più sgomento. Dietro mi addormento e bro dei miei gas. Grazie. I miei ragazzi! Parla per un su, vabbè ok, ipercontrolato. Parla di un giovane dalla storia veramente tristissima, ed è un giovane che lavora come commesso in un noto supermercato nisseno. È un giovane che ha, lo sa, una volta eri tu, ora non sei più tu, e non è che vuoi avere tutto nella vita.
voglio dire, suona con noi e fai la parte del È tuo sempre lado. quella la tua destra. Ma vedi che è messo dietro di te, secondo me tira per il... Non vorrò sbagliare, però va, E la moglie è divertita. ride con piacere, ma vieni. Comunque parla di questo giovane, una storia tristissima, che appunto questo pezzo, però ho bisogno del testo perché non ho studiato proprio. Vabbè, siamo giunti adesso alla saga del Addolorato. Allora, premessa. Io quando suoni tu ti vengo a dire Diego, non te lo dico, uno, poi è gratis, quindi per favore arriverà il tuo momento, la viene a cantare tu, Diego, preparati. Allora passiamo appunto a questo brano. Quando il nostro tastierista mega digitale Domenico parte col playback, siamo pronti. Recentemente mi sono trovata a ripensare a una curiosa vicenda che il mio animo sensibile non mancò di impressionare. In un periodo in cui le discussioni ruotano principalmente intorno a tante cose, ma comunque principalmente quasi esclusivamente intorno all'annoso problema del controllo delle nascite, e la pubblicità fa la loro parte e chiede che per intendere intenda e gli altri chissà. Io proprio i colori quali puoi di questa mia canzone divennero gli eroi. 10 fratelli, nome facendo punta, uno era emarginato, si chiamava Luigi Pilato. Ma dov'è? Come non c'è? Vabbè, lo stesso, è sempre. Avete nel culo addolorato, questi sono dei passati, o se mangiate il gelato, dovete andare addolorato, e se per caso fuori piove, non lo lasciano rientrare. Addolorato, e addolorato di nome ti fa. Insomma, questo povero addolorato vive una situazione veramente, ragazzi, tristissima. Perché, Piero, anche tu puoi intervenire se vuoi, non c'è il copyright. Grazie del permesso. Ok, perché vivo una situazione tristissima, Piero? Dillo tu, spiegati con il tuo, come ti dice tua mamma. Ma perché lui è il decimo di una situazione di 9 figli, dove questi 9 figli sono tutti amici tra di loro, escono insieme. 8 sono gay, da precisare. Lui è il più piccolo e quindi viene emarginato. Loro hanno tutti una stanza enorme, singola, lui sta in terrapieno sottoterra, a 150 metri sprofondato in una stanza piccola, angusta, senza finestre. Ed è così triste che dipinge le pareti di grigio, scrive poesie, scrive canzoni per sfogarsi e alla fine è costretto a prorompere. Un tristissimo... Perché? No, aspetta, perché? Perché conosce Marco Gioè and the Shotgun e praticamente scrive questo tristissimo blues sulla base di Marco Gioè. Ma lui pensa di scrivere il blues, ma in realtà non fa un cazzo perché è un incapace. Aspetta, poi Cai Petrelli Pernici. Demotivato, sì, in alcuni momenti io mi sento veramente molto demotivato e mi sento anche molto depresso. E adesso sarà capitato anche a voi di sentirvi demotivati e depressi e di trovarvi a 60 metri di profondità in una cameretta dove non si vede un'emerità minchia. Qui nel mio letto verticale, nella mia stanza pitturata di grigio,
grigio, il mio colore che preferisco, ma soffro perché non me lo lasciano neanche vedere. Non mi lascio neanche una misera lampadina, pezzi d'inverno appostati per illuminare questa cameretta che io ho redato alla cieca basandomi sul solo senso. L'ho fatto, è stato difficilissimo, ma io ce l'ho fatta. Un giorno accendevo una lampadina e tutti si accorgeranno di quello che sono stato capace di fare a 60 metri di profondità al volo. Bellissimi fratelli! Posso? Ti abbassi un momentino, un filino piccolino. Terza parte, nella quale si scopre che addolorato, che una volta era Rosario Magri, nient'altro che non è che Peppe Folletto Scarantino, che ha preso il posto di Rosario Magri nella parte del addolorato. Quindi tu giusto un film dovevi mettere, che almeno non mi veniva la tentazione. E un giorno decide di andarsi a prostituire perché deve portare i soldi a casa alla moglie. Ovviamente Rosario. No, tu. Rosario non si prostituisce, Rosario se la fa Parreno. Almeno giusto per sapere. Tunda fa Parreno, ma praticamente si prostituisce, però alla fine incontra Piero e Cataldo che lo convincono a prostituirsi con loro, solo con loro, e entra a far parte dei Bad Matrix. Si divertono così, no! A giocare a bere sera e mattina per lavorato, un cantino per mangiare, e le ragazze a lungo mare, e quando tornano dal mare, e le somme partirà, adorato, è stato quello che ti ho curato, e si portiamo a lavorare, dopo tutto questo baciato. E gli altri nove si masturbano. Allora, senti Alberto, puoi chiedere se fanno i panini al Viagra? So che già l'ho detto sta cosa, però sento che stasera ne avrò bisogno per ripigliare. Comunque, prossimo brano è un brano antichissimo. Stasera parliamo. Questo è il tipico caso di marito in cui la moglie gli ha succato l'energia vitale, se ne va 2 minuti e si componni. E questa situazione non è, sembra fatta apposta, ma non lo è, perché il prossimo brano è un brano di musica classica risalente al 1350, perché con l'inizio della musica hanno capito come funzionava tra uomo e donna. E infatti il prossimo brano è un brano di musica classica che parla della difficoltà che si incontra tra i giovani uomini e le giovani donne a impostare dei nuclei, delle famiglie, e quindi, come direbbe l'amico Giovanni Pivona, di creare produzione umana. Perché qui c'era Pinocchio, non dovresti dire comunque. E quindi parliamo appunto di questo brano dove io interpreterò, infatti mi ponzo, la parrucca Malè. Io mi conserò la giovane donna che mi avvinghiò al maschio
E Domenico la parte della giovane vittima sacrificale, povero uomo. Eravamo fidanzati. Tu mi hai lasciato senza due motivazioni plausibili. È vero, tu non capisci l'universo femminile, la mia ti è carne, possibilità si propone al tuo gretto materialismo, patati giù. Ciononostante, Cara ti amo, mi sento confusa, cara ti amo, devo stare un po' da sola, cara ti amo, esco dalla storia di 3 anni con un tipo, cara ti amo, non mi voglio sentire legata. cara ti amo. Fanno tutto. Visto cosa ho messo sulla corna? C'era l'appetenza. Vicino a Califano no, perché pure che la foto mi monta. Ti avvicino a Califano e con sotto Jones. Non so se è corso il rischio. Aspetta che prendo la baguette, ascolta. Stavamo giù con le Rimango in casa. Voglio essere libera. Esci pure con chi ti pare. Non ti interessi mai di quello che faccio. Mettete il no. Porco! Non ti toccherei neanche con un fiore. Finocchio! L'idrogo questa è l'unica che cago. Ti amo! Faccio 14 ore di seguito per mantenerti, non ti cago. E io rimango con 20 centimetri e meno di minchia perché mi si è rotta. Ce l'hai ancora più piccola. Tu sei un bastardo. E di quella che c'hai. Per sempre meglio quella della... mi sono confuso. È andato a puttane. Cara ti amo, Mi sento confusa. cara ti amo, Devo stare un po' da sola. cara ti amo, Esco da stare 3 anni con un tipo. cara ti amo, E non mi voglio sentire legata. cara ti amo. Ora voglio vedere come è nata l'escita. Stupido non si studia. Tristissimo. Vai, di una tristezza. Da 1 a 10 quanto triste? 11. Secondiamo il pubblico. Siamo alla seconda parte dove la donna si comincia a cagliare, soprattutto perché la parrucca è in plastica e mi stanno venendo le scoriazioni. Andiamo avanti. Rimango in casa, Mi opprimi. esco. Questa casa non è un bordello. Ti passo un petto di ghiaccio tinto sul controllo sulla pancia, dopodiché ti scoppo bendata. Ti prendi poi in bagno e tapo va a mano. E allora in posizione canonica, io sopra e tu sotto. Che palle. Disse la vacca a mulo, Oggi ti puzza il culo. disse il mulo alla vacca. Ho appena fatto la cacca. Cara ti amo, Mi sento confusa. cara ti amo, Devo stare un po' da sola. cara ti amo, cara ti amo, cara ti amo, amo e È perché c'era John Holmes. Grande. se adoriamo i nostri volti nell'estasi suprema che è proprio il diritto dell'amore. No! Perché no? Perché quando avevo 15 anni io avevo i capelli tutti interi, poi tu per farmi il test a muro mi hai tirato la coda e mi hai scippato praticamente il cuoio capelluto. Però se vuoi, solo perché, anche se è rischioso perché tu fuggi i figli con tua moglie, insomma, però se vuoi possiamo stare abbracciati tutta la notte senza fare niente.
sarà bellissimo lo stesso. Te lo tronco nel culo. Vabbè, cosa? Perché abbiamo fatto 15 concerti, però. L'affetto? No, Dov'è il pezzo? l'affetto sì. No, scusa, quello è il pane. Il pane. Quello è il pane. Questo è il pane ed è pure senza punta, modello Il Bobbit. pane senza pelle. L'affetto sì. E il pane? No. Usciresti con me domani sera? Sono un po' stanca e forse c'ho un altro impegno. Vedo com'è così vedo i amici? Sono libera. Mettiamola sul sesso? Ho bisogno di te. Mettiamola sull'affetto? Chi abbiamo come cani? Io sono come sono, Sì. Io sono come sono. E cerca di cambiare. Ecco, sono cambiato. Ecco che non sei più quello di una volta. Non appartieni. Ecco di soldi per la pelliccia. Viva l'amore. Grazie della parte della donna diventata alto. A Rosario dell'Agip, perché chi era qui a luglio del 2003 ricorderà che te ne vai? Ma dove te ne andare? Ah sì, vero. A proposito di Adels, come sono Adels? Quando è che suoni qui il 19? Il 19 è compare Diego Geraci che paro roccabilli, però farà tapparella. Comunque il 19 Adels è qui con noi, con voi, con tutti. Comunque, dopo questa pubblicità obbligatoria, perché Alberto mi aveva promesso un tipo molto più ben dotato di John Holmes, passiamo al prossimo brano che io dedico con affetto al nostro caro amico Rosario Maira, che in questo momento è messo in gioco. Perché la volta scorsa non ci ha fatto fare il bis, grazie anche alle nostre care forze dell'ordine, e quindi noi per fotterlo lo facciamo ora il bis. Facciamo prima. Come fai il bis? Facciamo il bis. Anzi, facciamo una cosa, aspetta, vediamo se ce lo chiedono. Ah dai, bravo! Ti sei giocato quello dopo. Anche se l'altro bis. C'è un folletto che cambia le corde, il suo passo protesta, ha bisogno di musica. Mentre Piero resta in disparte, gli pensa a Lurid, a quel giorno a Catania. C'è Domenico, pensa a Vasco, Sandro che invece pensa alla fregna. C'è Catallo che chiede da bere, mi date un bicchiere e così faccio un bis. Bis, bis, una gente vuole solo bis, bis, le vuole brucia con il bis, finché c'è brucia. Bis, bis, favori che mi hanno dato bis, bis, oppure che hanno sperato bis. Con la donna al volante, lui stringe il volante, lei stringe il suo bis. Super giovane ha rotto la Vespa, e sul ciglio che aspetta di prendere il bis. Il pippero ci ha rotto i coglioni, noi siamo cresciuti a bistecche di bisogni. Prego Dio che ne valga la pena, giriamo la scena nell'ultimo bis. Dai, facciamo sto cazzo di bis, bis. Chiamano foto della fare bis, bis. Saremo ancora da solo bis, bis.
fatto il concerto stasera, se si rispondete... Come? Pisca la può! Che cazzo vuol dire? Andare a fanculo, suonarti nei questo cazzo è un cazzo di cazzo, è un cazzo di Grazie, i miei ragazzi! E allora, un saluto alla Trouge Machine, anzi vieni qua così, dai che domani mi metti per favore, Rosario vieni, mi metti per favore la traccia 3. Un attimo solo, quando te lo dico io vieni, dai. Tu vuoi venire pure? Sì, infatti. Dai che ce la fai domani, dai. La traccia 3. Non la conosciamo. Ha ragione, aspetta che tanto viene alla fine. Alla fine se ci fanno continuazione. Ce l'ho promesso. Rosario, per favore, devo venire a prendere io. Niente, si è data una macchia, come disse Cicciolino. E allora, passiamo al prossimo brano. È un brano, ciao Maggie, è un brano che ognuno di voi può dedicare alla persona che vuole, alla persona che ama e che vuole bene. Noi lo dedichiamo a Rosario perché se n'è andato lasciandoci... Che succede? Che ci stai spogliando? E appunto, ora la mia presentazione dura 6 anni, così sono despedito. Il prossimo brano appunto è dedicato a Michele, perché è un amico, e a tutti gli altri che se la vogliono, per chi si sente che se la sente. Bravo romantico, uno di quei brani che non si fanno più ormai nella musica italiana. Di maggio ribaltava superba mentre io ramingo giostravo sul prato. Ricordo bene quando ti dissi con grande calma come Giugas Casella. Corri ma vaffanculo, ma vaffanculo, ma vaffanculo, ma vaffanculo, ma vaffanculo, cucuculo, ma vaffanculo, cucuculo, ma vaffanculo. Guardare la tele è una morte anticipata. Dietro consiglio di ufficio questa sentenza che ti ho svelata. Ma vaffanculo, ma vaffanculo,
Ok, prossimo brano ci fa entrare di diritto nella pensione, perlomeno a me, perché sento la vena cacatoria che è arrivata alla terza. Alla terza, verti un po'. Fece alla terza colonna, perché noi 15 no? Allora, il prossimo brano è un brano che parla di una nostra amica, che stasera è qui, solo che per diritto di privacy non posso dire chi è e mi ha minacciato di denuncia, quindi il suo vero nome sarà cambiato con Chiara. Però lei lo sa, tu lo sai. Vabbè, ma se non c'è è inutile che insisti, scusa. C'è, è qua. E allora? Chiara si veste davanti allo specchio, sulle mutande le casca l'occhio, c'è una fiammata colore marrone, ma con i jeans non si vedrà. Chiara dice da domani l'aspetto, i mangiafagioli se fanno aspetto, proprio stasera che devo uscire con le amiche. Suona il citofono, sono già qua. Chiara, fai presto, che sia qui sotto. Magari prima fai un giro nel cesso, così stasera non ci lasci di stucco. Che non sta bene, te l'ho già detto. Chiara non sente, oppure fa finta, scende le scale, poco convinta. Hai la mano, si ferma sul dente e poi gonfio, ma uscirà. La piccola di Chiara era tutta gente a posto, ma di lei conosceva tutto il male. Così che per paura della notte di una lettura, qui qualcuno deve misurare. Io la faccio entrare, io la faccio entrare. La piccola di Chiara allora estrasse soldi su chi l'avrebbe dovuta caricare. Fu così che la sfortuna colpì la banda della blu, che subito si mise a dire: la tua fatturazione è qualche cosa di diverso. Vedi Chiara, non è solo l'odore, ed è uno per gli sensi. Quindi sei un peso di cui ti devi
forse un po' troppo sinceri, si vede quello che pensi, quello che hai fatto. Ogni volta fai rumori strani, con una mano vai giù le canzoni, tu suona dentro la banda, che già stampati fuori. Le puzze di Chiara, le puzze d'Italia, anche per lui. Allora, il prossimo brano, aspetta, sta calmo, non decidere. Se ero rincoglionito, io ce l'avevo in più sul cazzo. E il prossimo brano, nel frattempo è entrato Randy Orton nello stage. C'è un bordello, non ci sto capendo niente, ti sei comprato il leggio, usalo, rincoglionito. Vabbè, abbiamo il nuovo passista che se non sono rincoglioniti non li vogliamo. Scusa, facciamo un test come quelli della Pirelli praticamente. Vabbè, scusa, ora stai calmo. Perché al prossimo concerto che fai il giorno 19 io pago la gente per fare la paella! Come? A chi assomigli? Allora, il prossimo brano praticamente è un brano che approfondisce chi siamo noi. Perché ci conoscete un po' tutti, però la maggior parte ci conosce come quei 4 sgarazzati, diciamo tu. Sono santo, lo so. Come quei 4 sgarazzati, nel precisare che siamo 5 e non 4, siamo 5 sgarazzati. Andiamo avanti con questo brano dove il maestro Domenico, tu stasera, Truge, come non già fare una mazza di rincoglionito per compagni di guerra. Allora, ok. Vieni del canto. In un mondo che ci ostile rovina tutta la house, c'è una band che mi attizza, c'è il rock in cui sperare, è un gruppo molto figo, puro, semplice ed antico, che principio e ispirazione trae da Elio il polentone, trae da Elio il polentone. Folletto e mi diverto, amo tanto il godimento, io suono con Sandro il tambora e mi fa venire la terra. Sono l'ultimo arrivato in questo gruppo scoglionato, dove se sbagli cadi in fallo e non è un modo di sì, quando sbaglia lui sbaglia e cade in fallo e figa lo sbaglio e tentava di farlo. Ti complimento. Grazie. Faccio un giro maestro. Poi spaccare che rincoglionito 2006 tasti. Sono stato il tamburo, voce! Ho urlato
avete chiesto, da capo e aumentegli il volume. Puoi venire qui per favore, con le dovute precauzioni. Applauso per Sergio Camborra, che gli piace più la... Sandro il Zamborra, del gruppetto il batterista, un frullante meraviglia, sembra quasi una mitraglia. Sono amico del colletto, me lo troverò in letto, siamo amici da parecchio, cercavamo sempre stima, cercavamo la stima, e via la stima, anche se non fa rima, lo vedi, la gente non capisce, facciamo una figura di merda, coglione! Grande. Suono rock demenziale e non sono tanto male, amo tanto metallari, anche se adesso sono rari, mi vive l'emozione, più era solo per riuscito, cercavo donne con pigrizia e invece ho trovato una grandizia. Sì, ho trovato una tizia, evviva sta tizia, che è pieno molto a tizia, pigrizia, trombare non ti stanca, trovata la ragione di vita, vale! Grazie! Vado in moto con il casco. Ciao! Sono in un posto che fa Vasco. Ciao ciao! Ho creato una famiglia. Ciao! Mi funziona a meraviglia. Ciao ciao! Ero a casa una sera, non facevo una sega, mi misi a giocare con mia moglie e arrivarono le doglie. Sì, arrivarono, ci furono le noie, evviva le noie, dove di quella moglie, che l'occasione coglie, nessuno gliela toglie, adesso fai un nome, stai calmo, porco! Siamo una banda di bastardi, soldoliere del polentone, siamo un gruppo di ghiaccioli, ecco il nostro bastoncino, alfieri del bel canto, alfieri del polentone, alfieri semplicemente alfieri, così oggi come ieri, sì, così oggi come grazie! Adesso, dopo questa canzone, avete capito, non siamo più di 4 minchia, ma siamo 5. Ok. Appurato che siamo 5. Appurato. Ciao, che... buonanotte! No, aspetta, non siamo finito. Vabbè, facciamo. Qua stasera viene l'NU, oggi Ecco, ho visto il concerto di Elio, ho visto ora non raccontare ma dovrebbe farlo con barocco. Allora, prossimo brano lo dedichiamo a quella catarra, la zia zia Concettina da casa. No, la zia Concettina, come è morta? Ma non bene. Ma soprattutto Catalogna.
folletto@bedramatrix.net. Un applauso per Andrea Lucarelli, prossima star del film pornografico Lo prendo dietro e sono contento come Pietro. Praticamente noi abbiamo chiamato a Giovanni Pivona e ci ha comunicato che non si occupa più non ti vuole avvicinare al microfono, io l'ho capito. Scusa questo. Non si occupa più di politica 2 anni e mezzo. Non si occupa più di politica da 2 anni e mezzo perché non lo so, ha avuto problemi economici, non lo so. Purtroppo la telefonata doveva essere registrata, ma c'è stato un problema con il cellulare e quindi non si è registrata più. Però me lo sto facendo pesare. No. Ormai l'abbiamo svolta, Parella ti è piaciuto votare a sinistra. Il primo decreto che ha fatto Prodi è che non si può fare da Parella. Lo so, abbiamo rimodernato la scaletta. Abbiamo rimodernato la scaletta e adesso ci sarà non dirgli mai che siamo stati a letto come chiusura di figli d'accordo. Ce lo l'accordo. Quindi partendo da sinistra a destra, collaboriamo per favore. Dai, Ennio, parte da te. Dai, 1, 2, 3. Grande Piero. La barella giù e poi via, più ascella purificata. Ti ricordi che meraviglia la festa delle medie? Non importa sai, c'avevo per la mano, ma se serve ti porto i dischi, oggi potrete cambiare i lenti. Io che speravo parteciperò, mi autoinviterò alla festa delle medie. Mi presento, faccio petto e gli cambio il clima, tempore che ciò bevendo spuma. Chiedo Ponzi e mi danno avanzi Cristo, perché scatta il gioco della bottiglia, se apro il culo potrò passare. non te condirò. Hai uscito? Lo so, però purtroppo sai com'è che la serata non è che sia andata a voi, tutto sto granché. Infatti non è piaciuto. C'era il pubblico che sembrava di Helsinki di Genova. Ma te non c'era. Sì, infatti. Poi ti dirò, alla fine ti devo dire, che neanche mi hanno invitato. Non mi hanno dato le Ponzi. Sul bicchiere di plastica mando il mio nome. E poi voglio dire, cazzo, mi sembra giusto che non si può fare manco un ballo lento, un ballo forte, un gioco della stop, un gioco della bottiglia, non c'è l'amicizia, non c'è l'amicizia, non c'è convenienza, non c'è magia, non c'è
animali da palco, questi cani di Mannara hanno suonato per voi in quei villaggi dopo un anno e mezzo di intensa attività sessuale quale Domenico. Signori, qui per voi in bella Matrix! Col tocco di una libellula che poggia le schizzappetti in quel fiume e per sua fortuna e purtroppo per noi non se lo prende un'onda alla batteria Sandro Tamborra Cannavò! Passiamo invece adesso all'altra colonna portante, anche se alto 1 metro e un cazzo, del gruppo dei Betamatrix, il nuovo bassista di questo magnifico complessino, un uomo che non ha freni, non ha limiti. Guardate la sua pagina sul sito e capirete. Peppe Folletto Santino! Era in possesso della pistola fumante e Bush ha fatto quello che ha fatto. Buono per noi che non sa che in Sicilia c'è un'altra canna fumante, la canna di un uomo che ha stampato 3 figli con un tiro da 3 di basket. Domenico Tomis Lunetta! Andiamo a presentare adesso. Fino a 2 giorni fa era un bandito metallaro che ascoltava solo ed esclusivamente Metallica, ma che non disdegnava di tenere nascoste dietro un angolo le sue cassette di Marco Masini. Un chitarrista dal tocco leggero, un chitarrista, che dire, Piero Perù. Probabilmente se sa che esiste ti chiamerà nei suoi nuovi Litfiba. Da poco nuovo miglior chitarrista mondiale dopo Piero Verzulli, Luigi Bagelli! Soprattutto signore, alle cazzate potenti, alle figure di merda, Cata Kill Aldo Sardo! Quando tu hai detto per il terzo video che hai detto? Bello. Siamo rimasti in pochi. Siamo un pugno amici. Ci sta seguendo. Dai. Sì, allora faccio una
fisso lo posso la canzone romantica ma fa cantare. Tanto la cassetta è finita. lo faccio cantare, il pubblico è d'accordo? Fin dalle origini il tuo spirito si librava con le acque perché contenesse in germe la forza di santificare.